siano compostabili, biodegradabili compostabili certificati, anche perché questo consente il riutilizzo per la raccolta dei rifiuti umidi organici. Una delle principali cause di inquinamento dei rifiuti umidi organici è anche il fatto che 1 su 3 dei sacchetti dell'ortofrutta attualmente in commercio vengono impropriamente utilizzati, spesso e volentieri, per la raccolta dei rifiuti umidi organici senza essere compostabili. Questo onestamente per mancanza di informazione adeguata nei confronti del cittadino. Riteniamo che questa possa essere un'applicazione assolutamente valida, sostenibile e in grado di ulteriormente ingrandire, nel momento in cui prenderà piede anche in Italia, quelle che sono le opportunità di sviluppo in questo settore. Giustamente bisogna far sì che un prodotto come questo, così come anche gli shopper compostabili presenti sul mercato, assicurino non soltanto la compostabilità ma anche la funzionalità meccanica, quindi la prestazione del sacchetto e la possibilità di poterne quindi garantire il riutilizzo per la raccolta dei rifiuti umidi organici e giustamente anche l'alto contenuto di fonti rinnovabili che viene sempre più richiesto dal mercato. Un esempio è proprio quello del mercato francese, dove la nuova legge che partirà dal 1 gennaio 2017 ma con un pre-marketing già nel 2016 imporrà non soltanto sacchetti compostabili ma anche sacchetti che abbiano un alto contenuto di fonti rinnovabili. Riteniamo di avere le carte in regola per offrire al mercato, cosa che facciamo ormai da anni in Italia e in Europa, un prodotto sicuramente valido dal punto di vista della tracciabilità, della compostabilità, dal punto di vista della prestazionalità meccanica e del contenuto di fonti rinnovabili. Sono tutti argomenti che sicuramente possono essere valutati positivamente dal mercato